Sarà presentato l'11 dicembre prossimo alle ore 17 nella sala conferenze del complesso conventuale del Carmine a Licata il docufilm di Qui Licata sullo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943. Licata fu la prima città d'Europa liberata dall'esercito nazifascista. Alle 11 del mattino del 10 luglio del 1943 sul prospetto del municipio arrivano le bandiere statunitense e inglese. Poche ore prima, infatti, tra Scoglitti e Licata, nel corso dell'operazione Aschi, erano sbarcati 160.000 soldati alleati per iniziare la campagna di liberazione dell'Europa. Un evento di portata storica straordinaria perché fu lo sbarco degli alleati in Sicilia ad aprire la fine della Seconda Guerra Mondiale. Angelo Augusto, giornalista, direttore della testata online della web TV Qui Licata, con la fotografia di Francesco Sottile e il sostegno di Ego Green di Marcello Giavarini, racconta i giorni dello sbarco alleato in un docufilm di 35 minuti che sarà presentato, come detto, a Licata il prossimo giovedì 11 dicembre. L'evento ha il patrocinio gratuito del comune licatese. La conduzione del talk che precederà la proiezione del film è affidata a Maria Bernasconi. Protagonista del docufilm è Giuseppe Incorvaia, che veste i panni di un soldato americano appena sbarcato sulle spiagge di Licata. Ruoli importanti sono affidati a Daniele Amulè e Silvana Gallo. Accanto alla ricostruzione scenica, il docufilm offre testimonianze di storici, di giornalisti, di rappresentanti di associazioni impegnate in varie parti del mondo nella ricostruzione dell'operazione Aschi, di chi ha realizzato un museo per non dimenticare, insomma di quanti in quei giorni videro cosa accadde. A raccontarli saranno Lillo Bruna, la storica Carmela Zangara, il direttore del centro studi Memento Toni Cellura, il giornalista e presidente di BC Sicilia Alfonso Locascio, Mirko Carrettieri di Root Liberation Europe, il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Antonio Francesco Morello, che hanno tutti un ruolo nel docufilm. Abbiamo provato, è il commento di Angelo Augusto, senza avere la pretesa di essere esaustivi, a raccontare, grazie alle testimonianze, soprattutto il punto di vista dei siciliani di quell'epoca, le sensazioni provate da chi assisteva all'avanzata di un esercito immenso, il mutamento delle condizioni di vita grazie ai soldati alleati, le piccole amicizie nate tra i militari e la popolazione civile. Viene fuori uno spaccato di vita quotidiana, afferma che malgrado fosse in corso la guerra, rappresenta la voglia del popolo siciliano di continuare a sperare in un avvenire migliore. Appuntamento dunque a Licata giovedì prossimo.